Net. Cosa aspetti? Va ora in onda Filo Diretto. A voi la linea. Grazie a tutti e a tutti gli ascoltatori della nostra Radio Libertà. Noi siamo l'associazione di volontariato Ufficio Rapporti Sociali, che fanno parte appunto con noi tutta gente, professionisti, tecnici e che hanno uffici di rapporti sociali per accontentare tutte le esigenze e le richieste dei lavoratori, dei cittadini e dei pensionati. Noi trasmettiamo con il mio collegamento insieme ad architetto Arturo Caligaro sul settore politico, e noi facciamo settore sociale e politico. Quindi oggi, Arturo, tanto ti ringrazio per accettare l'invito e per essere qui con noi. Oggi, per evitare critiche a Matteo Salvini riguardo al nuovo codice della strada, io leggo gli articoli e tu li esponi dal punto di vista politico e reale. Così io li do come cittadino, come automobilista, tu li dai come risposta a vedere chi critica quello che c'è scritto, perché noi trasmettiamo solo e diciamo solo ciò che c'è nero su bianco e nessuno ci può contestare. Inizieremo poi, Arturo, appena ti sarai presentato, ti leggerò la nuova discussione e proposta che c'è per quanto riguarda la patente, che dal 2025, cioè dal mese prossimo, i limiti di età per guidare cambiano e quindi ci sarà chi diventa più vecchio e ti stracciano la licenza in faccia. Quindi poi spiegheremo questo, che è molto molto importante, perché stanno venendo da noi a None e vogliono parlare sia con me, con te, che con i tecnici, per capire come stanno le cose a livello sociale e politico. Tanto è vero che noi siamo a None, in via Volvera 3, siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16, e noi lì abbiamo l'ufficio rapporti sociali direttamente pronto e disponibile per tutti i cittadini che vogliono fare però devono prima telefonare al 328 07 15 232 per prenotare, essendo una cosa un po' scomoda da raggiungere. Quindi con la prenotazione siete così tranquilli che quando vi diamo l'ok arrivate e c'è tutto ciò che voi chiedete a vostra disposizione. Seconda cosa, permettimi di dare all'inizio e poi alla fine anche un augurio di un Santo Natale, un sereno Natale e di un felice anno nuovo a tutti gli ascoltatori, a tutti coloro che ci stanno seguendo. Ciao Arturo, benvenuto, a te la parola e poi cominciamo. Ciao Luigi, un saluto agli ascoltatori, un ringraziamento alla regia. Oggi trasmettiamo, diciamo, in una posizione un po' più tranquilla. Abbiamo espresso molte volte solidarietà a Matteo Salvini. Oggi è una bella giornata per tutti noi che crediamo ancora nella giustizia e nella razionalità delle cose. Noi come, diciamo così, esponenti e voci un po' di quello che è il mondo dell'automobile, il mondo degli enti locali, il mondo, diciamo, delle persone che non sono addentro ai centri di potere, esprimiamo questa gioia perché in effetti giustizia è stata fatta. Noi lo sappiamo bene, toccando con mano i problemi della gente, come sia difficile in questo mondo e soprattutto nel nostro paese avere giustizia, e soprattutto avere una giustizia giusta che in qualche modo non sia solo una faccenda riservata a chi ha possibilità economiche. Allora, abbiamo scoperto con questa sentenza una parte di magistratura che ancora difende i principi e difende la razionalità delle cose. Speriamo che questo possa essere un esempio anche in altri casi, e soprattutto quelli che affrontiamo noi, dove le lungaggini burocratiche di chi ha problemi di sfratti, chi ha problemi condominiali, possano essere in qualche modo toccati anche dagli effetti di questa sentenza. Oggi siamo un po' più contenti
perché abbiamo scoperto che esiste ancora giustizia. Come diceva quello, c'è un giudice a Berlino. Ti passo la parola, Luigi. Sì, grazie Arturo. No, io ne ho approfittato per dire che Salvini aveva ragione per quello che ha fatto, il codice della strada è giusto, noi lo leggeremo perché tu giustamente a livello politico tuteli e sei al fianco di Matteo e quindi sei felice per l'esito che è stato dato, io più di te perché come associazioni di Automobili Club Padania ne abbiamo, quindi con tutte le altre associazioni. In più anche diciamo una cosa che è chiarita, spiegata e diciamo poi realizzata, ci accorgeremo che le cose cambiano in meglio, non in peggio. E difatti inizieremo con la prima cosa che io ritengo più importante, Arturo, perché secondo me nella mia ignoranza per guidare una macchina, una moto o un pullman bisogna avere la patente, e inizio con questa frase e tu poi la spieghi sia a livello tecnico che a livello politico, perché dice Arturo è ufficiale dal 2025 nuovi limiti di età, cambiano per sempre le regole, la novità è contenuta all'interno del nuovo codice della strada e dice ecco cosa cambia, già cambiato dal 14 di dicembre. La novità è davvero importante, infatti qui dimostra come Matteo si sia fatto diciamo seguire e consigliare da chi è pratico e se ne intende, perché dice essa cambierà per sempre la vita di gran parte degli automobilisti del nostro paese. Sarà soltanto una delle tante norme che cambiano con il nuovo codice della strada approvato dal Senato. Allora, a lavorare su queste regole è stato in particolare il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Il nostro leader leghista, ha cambiato le regole che riguardano la circolazione dei veicoli in Italia con l'obiettivo di incremento di sicurezza stradale per tutti. Quindi il testo è entrato in vigore dal 14 dicembre e tra le novità più importanti infatti vi è anche quella che riguarda i limiti di età per conducenti di alcuni determinati veicoli, sia i limiti minimi che quelli massimi. Ma cosa prevede il nuovo codice della strada in proposito? Allora, in particolare la normativa cambia le regole per quanto riguarda le patenti D1, DE e D1E. Tu spiegale bene poi cosa sono. Queste tipologie di licenze di guida richiedono la carta di qualificazione del conducente. La normativa abbasserà i limiti di età per guidare i veicoli destinati ai trasporti di persone e servirà anche per ampliare le opportunità professionali per i conducenti più giovani. Attualmente queste patenti si possono ottenere a 21 o a 24 anni in base al percorso formativo che si è seguito. Poi tu spiegherai dove saranno attuati questi corsi formativi, Arturo. Allora il limite massimo è invece fissato a 68 anni, quindi l'estensione E con la E maiuscola consente il traino di rimorchi pesanti previo superamento di alcune superfici esami, ovvero sia da dicembre 2024 le modifiche abbassano l'età minima per conseguire appunto il limite sarà abbassato a 21 a 18 anni per guidare veicoli della categoria D e DE in servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km/h. Quindi si spiega chi ha un'età può guidare fino a un certo punto, che un'età può guidare. Per me è una cosa logica e giusta, poi tu darai un tuo giudizio anche politico. Quindi da 21 a 18 anni invece sarà spostato il limite per guidare veicoli delle categorie D1 e D1E
Quindi per i veicoli D e DE senza limiti specifici si passa da 21 a 20 anni, resta invece il limite fissato a 68 anni. Quindi la riduzione dei limiti di età risponde, e tu lo spiegherai, alle esigenze del settore trasporti e favorisce l'ingresso anticipato di molti giovani nel mercato del lavoro. Quindi stiamo dando lavoro o stiamo togliendo lavoro con questa modifica per l'acquisizione della patente? Arturo, una sistemazione, una risposta tecnica, politica e sociale. Vai Arturo. Sì, è stata adeguata la normativa, diciamo, anche alle evoluzioni della nostra società, no? Una società che cambia e anche cambiano i riferimenti personali all'età. La vita media è aumentata, la qualità della vita è migliorata, il livello di mortalità, la vita media è aumentata, quindi è giusto che anche la normativa si adegui. Una volta magari a 50 anni eri considerato anziano perché avevi molte patologie, adesso a 60-70 anni sei magari ancora in grado di esercitare una funzione. Ovviamente, essendo delle norme che devono ricomprendere tutti, quindi per una questione di equità, non distingue tra le caratteristiche di ogni individuo, per cui devono essere norme generali che riguardano tutti. In effetti poi nel dettaglio e tramite appunto la visita medica si selezionano coloro che sono in possesso di alcune patologie invalidanti che in qualche modo riducono la possibilità di poter esercitare alcune professioni. Succede questi test come succede negli esami che si devono fare per l'ammissione agli ordini professionali e poter esercitare una qualsiasi professione. Una volta erano solo alcuni ordini professionali che a seguito di un diploma, di una laurea, pretendevano un altro esame di abilitazione per poter esercitare la professione. Mi riferisco ai medici, ingegneri, architetti, geometri. Adesso quasi tutte le categorie professionali, visto l'altissimo grado di professionalità che viene richiesto dalla nostra società, richiedono l'abilitazione professionale e soprattutto tutte le categorie pretendono i corsi di aggiornamento, no? Affinché uno sia aggiornato con le nuove tecnologie e i nuovi sviluppi, le nuove novità tecnologiche. Quindi un meccanico deve purtroppo, torto collo o per fortuna, dover conoscere anche la parte elettronica e non solo la parte meccanica dell'autoveicolo. Una volta gli autoveicoli avevano pochissima elettronica, pochissima parte elettrica e moltissima meccanica. Adesso la parte elettronica e elettrica è predominante ad esempio nel campo dell'automobile, ma immaginiamoci nel campo delle professioni, la specializzazione che adesso hanno anche le categorie professionali come ingegnere, architetti. Una volta esisteva l'ingegnere e basta, che poteva fare tutto, invece adesso abbiamo l'ingegnere gestionale, l'ingegnere calcolatore, l'ingegnere dei trasporti, diverse sottocategorie che appunto, vista il progresso tecnologico e le nuove scoperte, fanno sì che uno debba approfondire specifiche componenti della professione. Allo stesso modo anche per la patente. Una volta esistevano solo le categorie A, B, C, D, e poi c'era la categoria F, se non sbaglio, tu mi correggerai Luigi, per i disabili, ed esistevano solo le categorie dove
La C potevi guidare i mezzi pesanti senza rimorchio, la D potevi guidare i mezzi pesanti con il rimorchio, la E invece era quella che potevi guidare i pullman anche con il rimorchio. Adesso sono state fatte sottocategorie per specificare meglio e per rendere la preparazione di chi usa questi mezzi più approfondita, quindi le varie sottocategorie che tu elencavi, con delle norme anche di accesso a queste categorie, quindi si tutela un po' l'esperienza acquisita sul campo nelle categorie inferiori per crescere, come citavi tu, il limite di età per entrare, per poter accedere ad alcuni tipi, alcune categorie di patenti, e nella parte poi più avanti della vita verificare che i requisiti di chi ha queste patenti siano ancora efficienti e funzionali a poter svolgere questo compito con dei limiti, perché è chiaro che l'imprevisto può capitare a tutti, però un problema sanitario immediato tipo un ictus e un infarto è molto più frequente a chi ha una certa età, quindi più che un elemento di preparazione o di conoscenza personale è più una tutela per un problema sanitario. Chi può guidare un automezzo magari con 40-50 persone a bordo. Stesso ragionamento lo fanno le ferrovie dello Stato per chi guida i treni e chi guida i treni ad alta velocità, quindi nonostante le visite frequenti che eseguono gli operatori, è chiaro che l'imprevisto ci può essere sempre, la probabilità che l'imprevisto sia attribuibile da una certa età in poi è molto più probabile. Allora quindi la diversificazione che è stata ripresa anche in questo codice riguarda proprio questo, quindi dei controlli più attenti, più puntuali e severi a chi si mette in mezzo alla strada con dei mezzi pesanti che possono provocare rischi e incidenti durante lo svolgimento della funzione. Anche qua però è ovvio che bisognerebbe che questi requisiti siano condivisi, diciamo in tutta Europa, sarebbe opportuno siano condivisi a chi utilizza le nostre autostrade, per cui all'autista italiano vengono richieste tutte queste caratteristiche. Le stesse caratteristiche sarebbe bello che venissero richieste a tutti gli autisti di mezzi pesanti che percorrono le nostre strade. Noi vediamo autisti e autotrasportatori con targhe di altri stati che magari non hanno la stessa professionalità o la stessa preparazione o le stesse caratteristiche degli autotrasportatori e dei camionisti italiani, per cui anche in questo campo si crea un'ingiustizia, una non uguale considerazione delle norme, perché ad esempio con una patente di uno Stato extra UE, tipo quelle che vediamo, no? Girare sulle nostre strade, vediamo molti, oramai chi gira in Valle Padana vede molti tir con targa turca. La Turchia non è nell'Unione Europea, quindi non adotta le stesse norme dell'Unione Europea per la patente. Stesso dicasi per alcuni stati dell'Unione Europea che hanno norme diverse da quelle italiane. Quindi io non vorrei che questo creasse maggiori difficoltà agli italiani e magari favorisse appunto l'esercizio di questa professione, perché oramai è diventata una professione, a chi proviene da altri paesi non italiani o addirittura da extra UE. E allora bisognava in questo caso far sì che
svolgere un'attività in Italia debba essere equiparata per tutti i cittadini, per chiunque svolge quell'attività, e non creare magari operatori di serie A e operatori di serie B. Quindi il codice della strada bene ha fatto ad adeguarsi agli sviluppi della società e ai criteri che elencavo prima, no? Quindi l'evoluzione di alcuni indicatori come quelli della vita media, delle nuove tecnologie. Oramai gli autotreni non sono più quelli di una volta, anche qua l'elettronica, la tecnologia è entrata a far parte molto pesantemente della viabilità e dei trasporti, per cui l'utilizzo di alcuni apparati, di alcune tecnologie deve essere provata ed effettivamente certificata. Quindi per svolgere queste attività devi conoscere queste nuove tecnologie, e quindi il codice della strada ha posto alcuni limiti proprio per costringere, diciamo così, chi svolge questa attività ad aggiornarsi. Sarebbe opportuno che questa sia una norma europea uguale per tutti, e per quei paesi che non fanno parte della comunità europea, che per esercitare nel nostro paese debbano dotarsi di queste norme. Ricordiamo sempre che la comunità europea viene chiamata in causa quando fa comodo. Quando non fa comodo si lasciano queste differenze tra i vari stati. Nel campo del settore dell'automobile ne abbiamo uno eclatante, che abbiamo quello delle targhe. Abbiamo targhe che in qualche modo sono diverse da Stato a Stato, pur facendo parte della stessa comunità europea. Quindi alcune targhe non possono essere lette dai sistemi di controllo italiani, perché sono targhe che non sono registrate, chiamiamole così, nei canoni che devono essere quelli della lettura delle targhe informatizzate. Allora, come in questo settore, occorrerebbe una maggior condivisione di questi temi, affinché ci sia un'equità tra tutti i cittadini dell'Unione Europea e non creare differenze. Luigi, questo è quello che in qualche modo penso io, e dimmi tu se è approfondito a sufficienza oppure È tutto giusto quello che hai detto, Arturo, quello che hai detto è giusto, perché tu sei pratico, lo attivi, cioè lo segui, lo vivi di persona, no? Però adesso dicevo sul nuovo codice della strada, i vari articoli. Adesso cosa facciamo? Faccio la battuta e tu rispondi, perché non ti farò più perdere tanto tempo su un articolo. Per esempio, ho parlato della patente perché è la base per poter guidare, per poter attivare questo codice della strada, perché senza patente lo fai da cittadino, sì, ma serve se hai una macchina, se hai una moto, se hai un pullman, se hai un camion. È lì con le specifiche di chi potrà usare questo e questo. Sono specificate, sono chiare, e tu le stai dimostrando che sono chiare, precise e valide. Parliamo in Italia, non parliamo dell'Europa, perché il codice della strada in questo caso vale per noi italiani. Allora, il secondo punto, Arturo, sono i cosiddetti autovelox, perché poi non facciamo in generale, ma in breve ti chiedo: sono vietati sotto i 50 km all'ora in città gli autovelox, però a Torino ti fotografo in qualunque angolo della città. Poi vorrei capire come mai possono farlo. Nelle strade urbane dette zone 30 e nelle strade extraurbane sotto i 90 km all'ora. Allora, nel secondo caso, sotto i 90 km all'ora, se l'obbligo è di percorrere quel tratto o inferiore, i sindaci non potranno installare gli autovelox per il controllo elettronico della velocità. Tu sai che il primo giorno dell'attuazione del codice della strada a Torino sono state subito fatte più di 50 multe di un certo genere,
e spiegherai. Quindi inoltre, se si prendono più multe per autovelox nello stesso tratto stradale in un periodo di tempo di un'ora e di competenza dello stesso ente, si pagherà una sola sanzione, quella più grave, aumentata di un terzo se più favorevoli. E difatti l'ha ripetuto qua, dove dice che entro 60 minuti e sotto la competenza dello stesso ente, le integrazioni al testo del codice ora prevedono l'applicazione di una sola sanzione, ossia la più grave è incrementata di un terzo. Vuoi dare una risposta a questa senza andare troppo per le lunghe, perché ce ne tante altre poi da dare, Arturo? Sì, è una questione di equità. Se tu commetti un reato, magari inconsapevolmente lo reiteri senza sapere che stai violando una norma, il codice dovrebbe sanzionarti una volta sola. Allora, qual è il limite temporale? Mi pongo questo problema. Il limite temporale per la reiterazione del reato. È ovvio che chiamiamolo reato, ma è un'infrazione. E questo, qual è il tempo equo per la reiterazione? All'inizio si parlava di una volta al giorno, perché io immagino che percorro un tratto di strada giornalmente, no? Per andare a lavorare, per andare in ufficio, faccio andate e ritorno, quindi io posso immaginare di fare un'infrazione una volta al giorno. A Torino il codice invece è stato messo un'ora, quindi è stata trovata una mediazione tra niente e un giorno. È già un titolo positivo, un vantaggio per gli automobilisti, il fatto che l'infrazione commessa più volte venga considerata una volta sola nell'arco di un'ora. È un po' come il divieto di sosta, no? Tanto per fare un altro esempio, io lascio la macchina del divieto di sosta, quanto pago? È in divieto di sosta sempre, ma dopo un'ora posso essere di nuovo sanzionato se è in divieto di sosta, o dopo un giorno mi scade il disco orario, io non lo sposto, e dopo un'ora che si ricommette l'infrazione o dopo un giorno. Nel caso della sosta è considerato il giorno, no? Io posso prendere una multa nello stesso posto e nello stesso luogo una sola volta al giorno, non può passare ogni 5 minuti il vigile a mettermi una multa. Sarebbe stata mutatis mutandis, come si dice, anche per le altre infrazioni adottare lo stesso sistema. È stata trovata una mediazione per consentire di fare un po' più di cassa ai comuni, perché così il fatto che solo dopo un'ora è una riduzione degli introiti, ma pur sempre è un vantaggio rispetto alla giornata. Quindi se io passo in una strada e non vedo i limiti di velocità, posso non vederli per un'ora, dopo un'ora devo vederli. È una via di mezzo, una mediazione che è stata trovata, è già meglio di niente, come dicevo prima, no? In una mediazione del genere. Sarebbe opportuno che lo stesso criterio venisse adottato per le notifiche, no? delle infrazioni. Non usare i 90 giorni, ma magari usarne 10 giorni, 15 giorni, perché oramai con l'elettronica, se ti possono fare una multa ogni secondo, ogni 10 minuti, ma i dispositivi adesso verranno tarati per un'ora, e te la possono anche notificare dopo 10 giorni. A te, Luigi. Sì, adesso diamo la parola allo studio e poi fra un minuto, quando riprenderemo, inizieremo con le domande e risposte immediate. A voi, studio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano.
il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. A voi la linea. Grazie Lorenzo. Allora Arturo, iniziamo. Primo punto, per quanto riguarda le nuove regole per i neopatentati. Dice che verrà infatti innalzato a 3 anni invece che a 1 anno il limite temporale in cui un neopatentato non potrà guidare le auto più potenti, cioè le auto di categoria M1. La potenza specifica è passata dagli attuali 55 kV ai 75. Io leggo quello che c'è sul primo articolo, secondo, terzo e quarto, perché c'è scritto nero su bianco. Tu dai la spiegazione e la motivazione giustificata come è stata riconosciuta dal nuovo codice della strada. Quindi per i primi 3 anni, per il nuovo codice della strada, i neopatentati non potranno guidare autoveicoli con una potenza superiore a 75 km/h e autovetture con potenza massima di 105, ovvero se un minorenne viene scoperto alla guida senza patente o ubriaco o drogato, dovrà aspettare fino a 24 anni di età per riprendere a guidare le auto. Che ne dici di questo primo punto? Un po' veloce perché poi ne abbiamo tanti. Vai Arturo. Sì, e l'adeguamento alle modifiche della società, l'adeguamento anche del codice della strada. Giustamente vengono appunto adeguate le norme al fatto che esistono macchine sempre più potenti, quindi che necessitano maggior attenzione, maggior preparazione per la guida, nuove tecnologie, quindi appunto le macchine più potenti hanno una tecnologia diversa da quelle delle autovetture precedenti e soprattutto appunto la società che varia, no? E la necessità appunto di far sì che si renda più sicura la circolazione stradale. E allora se tu fai delle infrazioni come quelle che citavi tu, è giusto che tu diventi più maturo per poter utilizzare un mezzo potente e pericoloso come può essere l'automobile messa su una strada dove non solo puoi farti male tu, ma puoi causare danni e far male agli altri. Quindi giustamente un adeguamento delle norme alle evoluzioni della società. A te Luigi. Poi c'è il secondo punto allora Arturo, dove dice uso dei cellulari alla guida, perché prevede multe più salate e controlli più severi per chi guida il cellulare. Allora, il ritiro della patente per 1 settimana se il conducente è in possesso un numero di punti della patente superiore ai 10, ma inferiore ai 20. Al di sotto di questa soglia è prevista la sospensione della patente di 15 giorni. Dal 250 a 1.697 euro per la sospensione della patente da 15 giorni e 2 mesi. Oggi si va da 165 a 660 euro, quasi triplicata, Arturo, per la prima infrazione. E poi da 350 a 2.588 per la sospensione patente da 1 a 3 mesi e la decurtazione da 8 a 10 punti in caso di recidiva. Questa è seconda risposta. Vai Arturo. Sì, un inasprimento delle sanzioni è giusta proprio per sensibilizzare la gente sulla pericolosità della guida in alcune condizioni personali, quindi come essere sotto l'effetto di alcol o droghe. Allora, il problema è appunto guardare i punti sulla patente fanno riferimento a chi commette infrazioni frequentemente o coloro che le commettono una volta ogni tanto. Per cui la considerazione della sanzione fatta sulla penalizzazione dei punti
è progressiva, non è progressiva la sanzione. Anche in questo contesto bisognerebbe che la sanzione sia molto ridotta per chi lo fa una volta o che non l'ha mai fatto, ecco, quindi una specie di premio per chi si è sempre comportato bene. Poi capita a tutti di sbagliare una volta della vita, è previsto anche dal codice di procedura penale, no? Il fatto di non avere precedenti. Nel pagamento della sanzione questo non è tenuto in considerazione. Quindi è giusto quello che è stato fatto per una sensibilizzazione su alcuni temi, come la guida sotto l'effetto di stupefacenti o sotto la guida dell'effetto di bevande alcoliche. Andrebbe fatta una progressività per quello che riteniamo noi anche nell'effetto sanzionatorio. Questo è quanto. C'è un altro punto, Arturo, per i motoveicoli dice che per prima cosa i conducenti di ciclomotori e motociclisti verranno inseriti nell'elenco degli utenti vulnerabili, spiega poi cosa sono, insieme a pedoni, persone con disabilità, ciclisti e categorie similari, quindi interessa il nostro gruppo. Inoltre, quando il CDS entrerà in vigore, quindi è già entrato, gli aspiranti motociclisti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A maiuscola, minuti di foglio rosa non potranno in alcun caso trasportare passeggeri. Allora, per quanto riguarda le nuove sanzioni per i conducenti di motoveicolo, per coloro che occupano gli spazi riservati alla fermata o alle sosta dei veicoli per persone invalide, nonché gli scivoli o raccordi tra marciapiedi, rampe o corridoi di transito e le carreggiate utilizzate dagli stessi veicoli, saranno soggetti a pagare una multa che va da un minimo di 165 a un massimo di 660 euro. Su tutti i punti che ti leggo, perché sono scritti e tu devi dire se va bene o non va bene, perché anche le multe da 160 a 660 c'è un motivo. Questo è il terzo punto. Che ne dici? La risposta sui motoveicoli, Arturo? Ma vedi, la ratio della norma è sempre una ratio condivisibile, bisognerebbe però calarla maggiormente sulla nostra realtà, sulla realtà di tutti i giorni. Allora, è giusto non parcheggiare nelle aree dei disabili, però chi se ne accorge? Striscia la notizia. La nostra polizia municipale o la polizia stradale non è presente sul territorio a sanzionare questi comportamenti. Poi anche qua bisogna fare la distinzione tra sosta e fermata. Sappiamo benissimo come a volte sia solo una fermata per far scendere qualcuno, scaricare un pacco, quindi dov'è il limite? Abbiamo una burocrazia che definisce molte fattispecie. Poi nel dettaglio la soglia tra uno e l'altro, il confine tra una posizione e l'altra è molto labile. Allora è da considerarsi fermata se io scendo dall'autovettura e la lascio col motore acceso, che ne so, per scaricare un pacco, salutare una persona o qualcosa, o è sosta. Ci sarebbe occorso un maggior dettaglio e anche in questo contesto non creare una norma che può essere osservata solo con strumenti elettronici, no? Come quello delle telecamere montate sui pullman per sanzionare chi percorre le corsie preferenziali o chi in sosta su una mezza corsia preferenziale che costringe l'autobus a spostarsi leggermente dalla corsia perché è occupata, e allora montando un'apparecchiatura elettronica che rileva le targhe in qualche modo si sanziona il comportamento. Però sarebbe meglio anche in questo contesto prevenirlo il comportamento e quindi non costringere l'autobus a deviare dalla sua corsia preferenziale, ma sarebbe meglio che magari il vigile di quartiere che conosce dove
questi comportamenti non corretti vengono praticati, fosse lì a indirizzare o a vietare o a impedire che le corsie preferenziali o i posti dei disabili non venissero occupati con un'operazione di dissuasione più che una posizione sanzionatoria. Quindi noi auspichiamo che questo codice della strada voglia dire anche più presenza di forze dell'ordine sulla strada. C'è anche l'altra novità, per quanto andiamo avanti veloci perché poi le generalizziamo andando avanti nelle puntate. Per esempio il problema biciclette, Arturo, perché dice che prevede più garanzie per tutelare i ciclisti, ovvero sia nel caso di sorpassi l'obbligo è quello di mantenere una distanza di almeno 1,5 metri quando qualsiasi veicolo sorpassa una bicicletta dove le condizioni stradali lo consentano. Immagina un po' Corso Sommelier, Arturo. Le corsie ciclabili saranno disciplinate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma non ci sarà la linea di arresto per le bici più avanzate rispetto a quella delle auto. Infine, è bene ricordare che la potenza massima del motore della bici elettrica non deve superare i 250 watt, mentre la velocità massima non deve essere superiore ai 30 km/h. Questa è una tua specializzazione perché tu sei molto pratico. Che rispondi a questo punto di accordo sul codice della strada per le biciclette, Arturo? Sì, il problema è che la ratio è sempre legittima. Il problema è che la gente deve andare a spasso col metro, cioè abbiamo delle norme molto dettagliate, molto precise, molto puntuali. Tu devi sorpassare 1,5 metri, ma io non ho il metro in macchina e la mia valutazione del 1,5 metri può essere diversa la tua, la mia. Se ci mettiamo in qualsiasi strada a giudicare una distanza, vedi che non coincide la mia e la tua, come se non viene misurata con uno strumento. Quindi non puoi mettere, a mio giudizio, sul codice una norma che è suscettibile della percezione personale. Stesso discorso è dire il motore di una bici non deve essere superiore a un certo numero di cavalli. È un po' come i vecchi motocicli, che la norma era i 40 all'ora, ma non c'era nessun motociclo che faceva i 40 all'ora. Poi sappiamo benissimo che misurare la velocità di un motociclo, anche se passa sotto gli autovelox, con la targa dei motocicli non viene letta dagli autovelox, quindi capisci che sembra di fare le norme di manzoniana memoria, no? Cioè tu emetti delle norme e poi non hai la possibilità del controllo. Chi controlla la potenza dei motori delle biciclette? Poi la bicicletta in mezzo alla strada. Noi vediamo che molti che fanno attività fisica con delle biciclette a motore, quelle elettriche, non percorrono le piste ciclabili, quindi queste distanze valgono sulle strade, ma bisognerebbe sanzionare il ciclista che in presenza di una pista ciclabile procede nella parte riservata agli autoveicoli, e questo succede molto spesso e si sarebbe dovuto prevedere una sanzione anche in questo caso. Se c'è la pista ciclabile, tu vai sulla pista ciclabile, non vai a intralciare il traffico nella sede viaria, nella parte riservata alle autovetture. Quindi la norma è giusta, il dubbio è che possa essere applicata con gli strumenti che hanno adesso le forze di polizia, che non sanno come misurare la potenza se il libretto di circolazione, chiamiamolo così, della bicicletta, che non deve avere perché non ha targa, quindi non c'è neanche un libretto di circolazione per il controllo come può avere un motociclo che ha un libretto di circolazione, quindi è segnata la potenza. Una bici elettrica, non avendo targa, non avendo nulla,
non c'è qualcuno che dichiari quanti cavalli ha, quindi come si fa a sapere che rispetta questa norma la bicicletta del ciclista fermato dalle forze di polizia quando non hanno uno strumento per la misurazione della potenza? Quindi rimane un po' una grida manzoniana anche questo, però è giusto che venga emessa perché almeno serve come forma di educazione, no? Come un'azione educativa e di sensibilizzazione per la popolazione. Un altro punto che è molto importante perché il tempo vola, a parte che il casco, scusa, se lo deve mettere il monopattino lo deve mettere anche il ciclista, se il ciclista è elettrico, dai su. Allora, monopattini, dice che ci sono nuove norme anche per loro elettrici, quindi sono tenuti ad essere, Arturo, dotati di assicurazione, targa, frecce obbligatorie al fine di garantire una maggiore sicurezza per i loro utilizzatori e per gli altri utenti della strada. La stessa cosa, secondo me, anche sulle biciclette elettriche. Poi, inoltre, sarà obbligatorio l'uso del casco per chi è a bordo dei monopattini, sia per le maggiorenni che per i minorenni, al fine di prevenire lesioni gravi in caso di incidente. A questo sarà obbligatorio apporre anche un contrassegno identificativo adesivo non rimovibile e stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, una targa, evitando di fare poi la fotocopia. Quindi per chi circola senza assicurazione, e qui voglio il tuo parere, è prevista, una sanzione da 100 a 400 euro, mentre per chi circola un monopattino privo di indicatori luminosi di svolta e freno su entrambe le ruote, la multa va da 200 a 800 euro. È stato previsto anche un divieto generalizzato di sosta dei monopattini, ecco Arturo, sui marciapiedi, e per quelli noleggiati nelle città dovranno essere dotati di un meccanismo che li blocchi automaticamente se escono dalle zone consentite. Ti prego di spiegarmi cosa vuol dire e come bisogna fare. Quindi, dunque, potranno circolare solo su strade urbane, divieto di uscire dai centri abitati, con limite di velocità di 50 km orari e non più sulle piste ciclabili nelle isole pedonali. Un'altra risposta veloce su questi monopattini elettrici. Arturo. Sì, finalmente con la targa è possibile applicare le sanzioni, mentre la norma prima non era così esplicita come ora, ma esisteva già una norma che riguardava soprattutto i regolamenti comunali come il decoro, l'abbandono di mezzi o quant'altro, esisteva già una. Il problema è che non potevano essere sanzionati perché non si poteva fare riferimento a una persona che garantisse la proprietà di quel mezzo, di quell'oggetto. Adesso con l'imposizione della targa questo è molto più facile perché tramite la targa si riesce a risalire alla proprietà, quindi avremo un maggior rispetto delle norme. E questo cosa ha voluto dire però nelle nostre città? Che tutto il parco dei motocicli da noleggio, dei monopattini da noleggio che esistevano, devono essere adeguati alla nuova normativa. Lo sappiamo benissimo che molti di quei mezzi non lo erano, quindi ben venga questa norma, aspettiamo che venga applicata anche alle biciclette con motore, perché anche adesso le biciclette, quelle senza motore, bisogna tollerarle perché oramai anche un retaggio culturale, storico del nostro paese, ma quelle nuove con la pedalata assistita, chiamiamole biciclette a motore perché è un eufemismo, pedalata assistita, le vediamo sfrecciare. Anche quelle necessiterebbero di targa e casco come i monopattini perché possono provocare incidenti
anche quelle come i monopattini. Quindi ben vengano le norme per i monopattini, speriamo che queste vengano fatte applicare, perché come si dice sempre occorre il presenziamento del territorio per poter far osservare le norme, e che quindi che le nostre città non diventino, i nostri marciapiedi, luogo del parcheggio selvaggio dei monopattini. Adesso, Arturo, c'è l'ultima cosa, che mancano pochi minuti. Le persone che vengono da te perché hanno preso le multe da Autovelox, guarda un po' questo articolo se corrisponde a quello che fai tu per aiutare i nostri amici che vengono, le persone. Qui dice che quando ci si trova di fronte a una multa per eccesso di velocità, può essere una buona idea pensare a contestarla se ci sono delle irregolarità nel modo in cui è stata fatta. Per esempio, se il dispositivo non è stato usato nel modo giusto o non sono state rispettate certe regole. Quindi la multa potrebbe non essere valida, ma le regole come fanno a saperle? Poi ci sono diverse ragioni per cui si potrebbe voler contestare una multa Autovelox. Ad esempio, potrebbe essere arrivata, come dici sempre tu, dopo più di 90 giorni dall'infrazione, cosa che non dovrebbe succedere. Oppure, è qui il punto, Arturo, il cartello che avvisa dell'Autovelox potrebbe essere stato posizionato troppo lontano dalla postazione, rendendo così difficile per i conducenti notarlo in tempo. Ma dovrebbe essere messo 1 chilometro, quindi 1 chilometro non è poco, sono 1000 metri. Ogni Autovelox infatti deve essere anticipato da un segnale stradale, ecco, qui devi spiegare qual è, e i dettagli devono essere riportati sul verbale, altrimenti la multa può essere considerata irregolare. Ma quelli che vengono da te sul verbale hanno i dettagli riportati oppure non sono un numero di multe identiche? Che ne dici di questa cosa? Hai 2 minuti, Arturo, vai. Sì, molte volte sul verbale non viene riportato, non vengono riportati tutti questi dati, ma bisogna fare 2 considerazioni. Uno, chi poi dopo 90 giorni, a 90 giorni si ricorda del luogo, dell'ora e di tutti i dettagli dove gli è stata rilevata l'infrazione, e come fa lui a garantirsi a garantire che siano state osservate tutte queste norme, tipo il chilometro? Chi è che è in grado di misurare dopo 90 giorni o ricordarsi dove era posizionato il cartello, il segnale che preavvertiva la presenza di un rilevatore di velocità? Diciamo che è una cosa assurda e impossibile. Anche in questo contesto è molto facile contestarle le multe proprio per questi fattori, perché come non puoi dimostrarlo tu che hai commesso l'infrazione, è difficile che dei funzionari pubblici possano certificare e garantire che sia 1 chilometro e che non sia 999 metri oppure 1001. Per cui gli spazi per contestarla con quella dell'Autovelox ci sono, perché molte volte, e l'abbiamo visto recentemente, dove addirittura i comuni nelle notifiche sbagliano anche l'indirizzo email dove poter pagare la contravvenzione, no? Nei portali dei pagamenti automatici abbiamo visto dove sbagliano i nomi dei comuni. Quindi in questo caso, in alcuni casi esiste molta superficialità anche nella notifica, e su questo i cittadini possono far spazio, non perché noi difendiamo chi non rispetta le norme, ma perché è una questione di equità. Le norme dovrebbero rispettarle in primis i comuni, notificando delle cose corrette e soprattutto potendo certificare che tutto è stato fatto a norma. Sì, però il codice della strada, secondo te, così concludi e poi ci saluti, va bene, no? Esatto? Dobbiamo fare qualcos'altro? No, io lo condivido, che ne dici tu? Sì, il codice della strada in generale, Arturo, tutto il codice, non il particolare. Sì. No, il codice è stato fatto in alcuni settori,
andava approfondito un po' meglio, però sappiamo benissimo che un frutto di una mediazione tra varie forze politiche e vari funzionari e la tutela soprattutto dei funzionari e della burocrazia che ci ha messo la mano pesante, per cui noi proporremo altre modifiche, queste vanno bene, da apprezzare proprio perché vanno nel tema della sicurezza, alcune norme andrebbero esplicitate un po' meglio e andrebbero approfondite magari quelle parti che dovrebbero tutelare anche gli automobilisti, no? Quindi quello che diciamo noi, la riduzione dei tempi di notifica, una maggior chiarezza, come dicevi tu, nella dimostrazione che tutto è stato applicato a norma, e il dubbio è venuto con le sentenze della magistratura in questo campo, che ha riconosciuto che questo non veniva fatto. Per cui noi auspichiamo ancora ulteriori approfondimenti. Per adesso va bene perché abbiamo sottolineato alcuni punti base come quello della sicurezza. Io auguro una buona giornata agli ascoltatori, faccio gli auguri di Natale a tutti gli ascoltatori, alla regia e un abbraccio a te Luigi, perché ci sentiremo dopo le feste di Natale. Buone feste, buon Natale a tutti e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Grazie Arturo, anch'io ringrazio il nostro studio, la nostra Radio Libertà, ricordando, noi sabato ci siamo ancora Arturo, perché mi hanno già avvisato che ci siamo dalle 11 a mezzogiorno, quindi ne approfitterò per fare doppiamente gli auguri di un santo e sereno Natale e di un felice anno nuovo. Quindi ricordo che noi siamo a None, in via Volvera 3, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16, chiamando per telefono 328 07 15 232 o mandare messaggi via mail rapportisociali@libero.it, e lì noi abbiamo servizi di volontariato per i cittadini, e come discussione di base riguarda il codice della strada, però altri problemi di CAF, patronati, legali, civili, penali, amministrativi e di qualunque tipo, soprattutto per chi non sa come risolvere certi problemi o non sa a chi rivolgersi, eccetera, basta che ci chiama e noi lo mettiamo in contatto con chi può risolvere il problema col minor danno e costo possibile. Noi siamo nati per fare del volontariato, per aiutare chi ne ha veramente bisogno, e per questo è da 30 anni che riusciamo ad andare avanti e nessuno ci ha mai detto niente in contrario. Quindi ringrazio ancora il nostro grande Lorenzo, regista, e la nostra Radio Libertà. Vi rifaccio gli auguri di un santo e sereno Natale e di un felice anno nuovo. A voi studio e grazie.